Radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Allah. Allah. Certo che da bandiera rossa, dall'internazionale, arrivare alla preghiera di 5 giorni pur di Cambà, sta sinistra veramente si appoggia a tutto, caro Semmi. Negli anni 70 i borghesi andavano di là per paura di prendere le botte. Poi sono diventati giustizialisti, sospettosi, bacchettoni per colpire Berlusconi. Tiriamo giù tutte le antenne TV perché rincoglioniscono la gente e adesso hanno rimbambito la gente col telefonino e non dicono niente perché nei consigli vari di amministrazione sai com'è, Semmi. Poi sono diventati ambientalisti quando l'80% dell'inquinamento lo fanno quei paesi che hanno detto chiaramente che non gliene frega un cazzo e tu sei lì con la bomboletta, quell'altro, quello lì, il tappino che non viene via, che se bevi a canna ti tagli il labbro e tutto. E poi sono passati ai diritti per tutti, facendo diventare alcune categorie dittatoriali e delle caste. Mo sono diventati islamici, si sono alleati con loro che dicevano le parole alle donne, le offendevano, le criticavano, le insultavano con le cose di Dario Fo, e adesso guai se tocchi il velo una donna islamica, caro Semmi, guai. E adesso sono lì che pregano tutti perché hanno vinto a New York, dove hanno sempre vinto. Allora la democrazia per loro è questo qui: se vinco io è democrazia, se non vinco io la gente sbaglia a votare. Buona giornata a tutti, Semmi. Che valore ha oggi respirar la quiete costruendo ricordi indelebili come tatuaggi sulla pelle dei grandi saggi in espansione oltre le stelle, raccontano storie a chi si perde, una dolce stella polare per una vita da rifare. Basta parlare, basta cantare, mai. È ora di scivolare, voglio vivere leggero, salto in alto, così vedo oltre il muro di un pensiero che non sento più vero, libero come un pezzo d'eternità, libero come infinita opportunità, libero da voci nella testa che ormai conosciamo, inganni della mente venuti da lontano, apro la porta senza far rumore, faccio fuori il grande mostro interiore, farò sparire il suo corpo, la sua oscurità, dandole in pasto un amore che non scorderà. Ora basta fare scale senza vedere, crea una giostra vista mare su cui scivolare, voglio vivere leggero, salto in alto, così vedo oltre il muro di un pensiero che non sento più vero, libero come un pezzo d'eternità, libero come infinita opportunità, libero da voci nella testa che ormai conosciamo, inganni della mente venuti da lontano, apro la porta senza far rumore, faccio fuori il grande mostro interiore, farò sparire il suo corpo, la sua oscurità, dandole in pasto un amore che non scorderà. È proprio finita, ragazzi. Cioè, è finita così che tu non ti aspetti, dici, ma che cosa voleva dire? Che cosa voleva fare in spiaggia? Perché è cantata in spiaggia questa canzone, eh? Quale poetica ha questo artista che si fa chiamare Leone 11?
Queste sono le domande importanti della vita, mica capire se il sindaco di New York quanto islamico è e se è gay friendly. È vero che è gay friendly, ragazzi, ma è proprio vera questa... Beh, ne parliamo dopo. Buongiorno, buon pomeriggio da Sammy Varin. Sì, ma certo, ve l'avevo promesso, non avrei fatto la rassegna stampa oggi e non l'ho fatta, ma sono in diretta con voi dalle 13 alle 15 e se fate i bravi anche questa sera in replica, un'oretta dalle 20 alle 21 di Sammy Varin ci vuole. Abbiamo ascoltato un pezzo che invece ci invita a vivere leggero. Che bello, stiracchiamoci, viviamo in maniera leggera ed è proprio Leone 11 che ci dà questa bella idea. Buongiorno Leone 11. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Come andiamo? Tutto grazie. bene? Ma tutto bene, sì, dai, insomma, siamo un po' preoccupati, sta cosa, New York, il nuovo sindaco, non si sa, e sembra che cambia completamente il futuro davanti a noi, eppure ce lo fanno sembrare su tutti i mass media. Meno male che c'è la tua musica, Vivere leggero, questo pezzo che hai suonato in spiaggia, e Leone 11, che si chiama Daniele, è quello di Buona come la Coca-Cola. Questo è il titolo di uno dei pezzi che avevi cantato, stupendo, che è una delle cose, secondo me, che rende meglio. Sei buona come la Coca-Cola, cavolo, ragazzi. E ne stai facendo di interessanti di canzoni, ti stai stagliando un attimo dal resto della produzione, anche quella indipendente. Cosa metti in questa canzone nella maniera più semplice e genuina, cantando in spiaggia? Ma allora guarda, su Vivere leggero avrei molto da dire, ma provo a riassumere un po' quello che dice il ritornello. Voglio vivere leggero, salto in alto, così vedo oltre il muro di un pensiero che non sento più vero, ovvero appunto la leggerezza non è per me superficialità, e poi penso si capisca un po' dalle canzoni, ma è andare oltre le paure, tutti quei pesi che ci portiamo dentro, che ci tengono davanti a quel muro, che non ci permette di vedere in realtà la bellezza che c'è al di là del muro. Nel mio caso l'ho suonata in spiaggia perché è il mare, la cosa bella che c'è al di là, quel senso di infinito, quella forza incredibile. Il mare è qualcosa di più grande di noi, cioè quando lo guardi ti può ispirare 400.000 cose incredibili, cioè dall'amore a veramente la sensazione, è un po' come sfiorare l'eterno. Comunque ecco, diciamo che vivere leggero è un po' quello, riuscire a lasciare andare tutto ciò di tossico che condiziona il nostro umore, condiziona le nostre emozioni, la nostra vita in negativo, già che viviamo in un momento storico molto particolare a 360 gradi. Credo che la cura oggi sia quella di riuscire a ritagliarsi sempre uno spazio di pace, ecco, di serenità. Signori, lo amiamo. E come si fa a non amare un artista che parla in questo modo e che ci dà ancora speranza dicendo, beh dai, però se ascolti qualche mia canzone potresti sentirti meglio. Io l'ascolto a quel punto. Leone 11, ci devi rispiegare perché questo nome d'arte che non me lo ricordo più. Allora è poco intuitivo di impatto, però in realtà io sono un appassionato di numeri e di numerologia. In realtà dopo ho scoperto che il significato del numero 11 è veramente molto correlato al motivo per il quale io faccio musica, cioè appunto riconoscere nella propria vita qual è il sogno, la chiamata, no? Io sono dell'idea che, allora, non entro magari nel dettaglio della fede o meno, ma per me c'è ovviamente qualcosa, non so di preciso cosa, ma qualcosa c'è, e so che ognuno di noi ha la possibilità di portare la propria bellezza, un proprio talento nel mondo, e quindi il primo uno dell'11 significa questo, riconoscere quella che è la propria chiamata, il buono che puoi portare nel mondo. Il secondo uno rappresenta il coraggio di svegliarsi ogni giorno e cercare di dare del proprio meglio e trovare quella forza per inseguire il proprio sogno, per seguire nel dare sempre il meglio al mondo, ecco, il proprio meglio perlomeno.
Ci sta, ognuno di noi ha questa missione, missioncina, se non volete sentirvi troppo importanti, e non sembra, ma la stiamo portando avanti con molta fatica. Di questi tempi la fatica anche fisica è molta, però Daniele, dobbiamo farlo, e quando siamo corroborati anche da persone che la pensano nello stesso modo e che dicono dai, coraggio che ce la facciamo, dai, si può sorridere, si può trovare ancora belle cose in questa esistenza, soprattutto se avete 20 anni, ma anche se ne avete 90, se ne trovano, chiaro, e bisogna guardarsi, occhieggiare un po' di più intorno a te, ma le trovi. E abbiamo la musica di Leone 11, che troviamo dove, cosa dobbiamo scrivere, come possiamo fare per seguirti, e magari anche se bolle qualcosa in pentola, qualche cosa dal vivo dove poterti sentire e conoscere, certamente. Allora, io ne approfitto perché in realtà non lo sa veramente nessuno, ma nessuno sul serio, però dai, visto che me lo chiedi, sai, dai, sì. Sono affezionato. Allora, il 19 dicembre ad Alessandria farò un concerto al Teatro Parvum, quindi sarà la mia prima volta in teatro. Dai, 19 dicembre Alessandria, mi sentite? Pronto? State segnando? Vai. Ore 21, e quello sicuramente è il mio grande appuntamento, ecco, per chiudere l'anno, è dal vivo. E per ascoltarmi sia su Spotify che su YouTube, il mio nome d'arte rappresenta il nome del canale Leone 11 il numero tutto attaccato. Su Instagram semplicemente _ Leone 11. Capito, ragazzi, se cercate qualcosa di diverso, se siete annoiati dei soliti artisti con le solite polemiche, e Fedez che si lamenta dicendo la sinistra mi ha sfruttato, ora non mi parla più, non mi vuole più, eccetera, se non volete sentire di nuovo piagnucolare Fedez, perché ora piagnucola con la sinistra, tra poco piagnucolerà con la destra, certo, girate su Leone 11, ascoltate Sammy Varin e magari passate da Alessandria al 19 dicembre per sentirlo dal vivo e me lo salutate. Grazie Leone 11, buona musica! Grazie a voi, è sempre un piacere enorme, grazie di cuore per tutto, un abbraccio a tutti quanti, grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sì, mi è rimasta impresso. Buon pomeriggio anche a Natalia che è con noi, certamente, e che la domanda che mi ha fatto appena sono sceso in radio, mi ha chiesto: ma tu che trasmissione fai? È vero, hai ragione, è una domanda che me lo chiede anche mio padre ogni volta che mi incontra, capisci? Ma che trasmissione fai? In realtà volevo sapere almeno che sigla mettermi, certamente, tecnicamente, no? Però c'era questo doppio senso che mi è rimasto impresso. Certo, che trasmissione faccio me lo sto ancora chiedendo, ma so che ci siete voi. Cari ascoltatori vicini e lontani, so che siete una miriade anche questo pomeriggio, visto che la mattina non ci sono stato. Potete chiamarmi allo 0292947222, la linea fissa è sempre a vostra disposizione, ma potete naturalmente scrivermi un whatsappino al 340 6709 659. Comincio la trasmissione io, e che trasmissione faccio? La trasmissione delle brutte notizie. Guarda, mi alzo e me ne vado, no? Non è pensabile una roba del genere. Dai, ma scusami, cioè, ma guarda un po', Olimpiadi di Milano Cortina, il GIP ha dichiarato il decreto del governo che blinda la fondazione è incostituzionale, ora gli atti alla consulta. Cioè, ma capisci una cosa? Mi viene questo dubbio, ma è possibile che ogni roba che fa il governo fa una cazzata? Ma davvero? Cioè, siamo dei mammalucchi, siamo dei pivelli della politica e delle leggi, ma è possibile? Cioè, quelli che sono al governo, allora parliamo per noi, quelli della Lega hanno un'esperienza pazzesca, quelli di altri partiti magari un po' meno, soprattutto quelli di Fratelli d'Italia, con tutto rispetto, ci sono delle carature politiche un po' minori, però ragazzi, cioè prima
prima di fare una legge, di prendere una decisione, se ne sentono di persone. Va bene, il governo con un decreto aveva definito la fondazione ente di diritto privato, mettendola al riparo da due ipotesi di turbativa d'asta. Il GIP di Milano ritiene però che quel decreto sia incostituzionale e adesso a decidere sarà la consulta. Provate a pensare, ogni cosa che ha fatto questo governo, dal ponte sullo stretto all'autonomia, è una cacchiata per loro. Capite perché si è fatta una riforma della giustizia? Capite perché bisogna andare al referendum in primavera a votare sì? Ah, santa polenta, cosa c'ha ancora la Corte dei Conti? La norma sugli affitti brevi rischia di favorire il nero. Ah, il nero nel senso non il nero, il negro, il nero, lavoro nero. Dopo il caso del ponte di Messina, nuovo richiamo dei giudici contabili al governo. Questa Corte dei Conti che non crolla mai. Poi critiche anche per la rottamazione delle cartelle. Che cazzo vogliono questi? Io c'ho da rottamare un fracco di... c'ho tutta la casa da rottamare. Bene, comunque sono critiche costruttive, vanno assolutamente bene, quindi non preoccupatevi, non c'è nessun problema, si va avanti ugualmente. Appuntamenti da non scordare targati Lega, sto per leggerli, cominciate a prendere nota, ma intanto vi ricordo una cosa bella, visto che oggi sono in onda dalle 13 alle 15, poi stasera mi sentirete in replica, a volte anche la domenica, dipende se c'è spazio, ho deciso di avere ospitoni per parlare con voi di cose belle, a volte anche divertenti. Daniele Belotti, chi non lo conosce? Daniele Belotti, lo storico speaker di Pontida, cioè quello che urla Fratelli Padani. Ragazzi, ultimamente non c'è a fare lo speaker e la cosa un pochino ci dispiace, ma c'è quello dell'Inter, mi pare, una roba. Daniele Belotti ha scritto un libro che non sarebbe una notizia se non fosse per il titolo del libro, L'onorevole mononeuronico. Penso che sia autobiografico come titolo, ma in questo libro si parla di cosa non succede in Parlamento, di cosa... Cioè, capisci, quei retroscena che nessuno osa raccontare. Ne parliamo proprio con Daniele Belotti tra 10 minuti, quindi se per caso avete qualcosa da fare, portatevi dietro il telefonino con l'app di Radio Libertà, la Radio DAB, eccetera, da non perdere, così come da non perdere alle 14 arriva un regista, un attore, un conduttore, ma di quelli importanti che girano proprio su Mamma Rai. Si chiama Pino Strabioli. Ha appena cominciato la sua nuova avventura ogni lunedì alle 15:40 su Rai 3, ma ha fatto Stramorgan a teatro poco tempo fa, una trasmissione foodish su TV8, cioè non lo so io cos'è che fa, ve ne dico 4 all'Off di Roma, ragazzi, cioè questo non si ferma mai, è attivissimo. Pino Strabioli, simpatico ma soprattutto molto professionale, lo avremo alle 14 e poi per finire alle 14:30 una voce splendida, come splendida anche lei, soprano, autrice, compositrice, insegnante di materie letterarie, canto, pianoforte, io non so cos'altro sappia fare questa, ma sa fare di tutto, Paola Massoni, e ci parlerà del programma, della programmazione di Concertiamo Lucca. Chiaramente se siete in zona sono appuntamenti bellissimi, musicali e non soltanto. Questo per dirvi, in un pomeriggio qualunque di questo giovedì, cosa non potrebbe capitarvi se restate all'ascolto di Radio Libertà. Certo, in DAB, sul sito radiolibertà.net, applicazione di Radio Libertà, su Facebook e su YouTube, se non dico parolacce. Intanto gli appuntamenti da non scordare prevedono questo venerdì 7 novembre e questa domenica 9 novembre la raccolta di firme e il tesseramento in quel di Milano. Venerdì 7, domenica 9 novembre, allora venerdì 7 dalle 10 alle 13, Piazzale Fusina Aselli, domenica 9 novembre in Corso Garibaldi, in Corso Buenos Aires e in Viale Gorizia, per firmare la Carta della Lombardia, e quindi la voglia di autonomia
che ci prende, che ci assale sempre più, soprattutto quando gli diamo poteri speciali a Roma. E poi chiaramente tutte le proposte della Lega in fatto di sicurezza, e soprattutto parlando di Milano, le cose che non vanno a Milano cominciano a essere troppe. Siamo al numero 1 della classifica dei maggiori reati. Complimenti anche quest'anno alla città di Milano. È forse il caso di darci una svegliata e di scendere dal piedistallo scegliendo il prossimo sindaco? Tan, ta, ta, ta. Intanto a Chiuduno c'è la cena provinciale della Lega. Non c'è fretta, è sabato 29 novembre. Cominciate a pensarci al Pala Settembre di Chiuduno. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega li trovate anche sul sito legaonline.it, minimo, ma quelli che vi dico io molto spesso non li sa nessuno, come questo ad esempio, venerdì 7 novembre, domani venerdì 7 novembre alle 20:45 all'Eden Discotheque di Piubega in provincia di Mantova in via Perini ci sono personaggioni della Lega, e visto che so di avere ascoltatori anche nella zona, è il caso di farci un giretto. Si parlerà di agricoltura e caccia, un futuro da difendere. Intervengono tra gli altri Giovanni Malanchini, consigliere regionale della Lega, Silvia Sardone, europarlamentare, Francesco Bruzzone, parlamentare della Lega e responsabile del settore caccia, con i saluti della consigliera Alessandra Cappellari, che è di casa, e di Andrea Dara, parlamentare della Lega. Questo venerdì, domani 7 novembre, ore 20:45, Eden Discotheque, Piubega, provincia di Mantova, via Perini. Per chi invece ci ascolta in diretta, giovedì 6 novembre, questa sera, serata Punto Lega a Milano. Via Vespri Siciliani, numero 12. Milano ha bisogno di visione, energia, partecipazione, una serata organizzativa dedicata a chi vuole essere protagonista del cambiamento, per costruire insieme una squadra forte, definire le priorità, raccogliere idee e delineare azioni concrete. Questa sera, se uscite dall'ufficio, avvisate la moglie che tornate più tardi. Ore 21 vi aspettiamo in via Vespri Siciliani 12, in quel di Milano. Andiamo a mercoledì prossimo, il 12 novembre, ad Afragola. Siamo in Campania, in provincia di Napoli, al Cinema Teatro Gelsomino. Lo sapete che si va a votare tra pochi giorni in Campania, e allora diamoci da fare. C'è da votare Lega, c'è da votare Edmondo Cirielli, candidato presidente della regione Campania, e mercoledì prossimo, 12 novembre alle 19:30, al Cinema Teatro Gelsomino di Afragola, ci sono personaggioni come Claudio Durigon, Pina Castiello, Giampiero Zinzi, Gianluca Cantalamessa, Nicolas Esposito, Michela Rostan, con Angela Russo e Antonio Pannone e molti altri. Se siete in zona o se avete parenti o amici che abitano in zona, mercoledì prossimo 12 novembre ore 19:30 a Fragola, Napoli, Cinema Teatro Gelsomina, arriva Edmondo Cirielli, il candidato di centrodestra in Campania. Come l'Islam vuole prendersi l'Italia e l'Europa. No, non ci voglio neanche pensare a questa cosa, ragazzi miei, ma il fatto che questo sindaco di New York sia islamico, ma sia anche gay friendly, ma non lo trovate un controsenso? Tu dici, adesso loro cominciano a fare anche questa cosa, si chiama tachia, imbroglioni, già, fanno gli imbroglioni, non mi piace questa cosa. Ci vogliamo parlare? Forse è il caso? Alzate il culo da quel divano. 14 novembre, Udine, ore 20, Executive Hotel, arriva Anna Cisinte, europarlamentare della Lega, già sindaco di Monfalcone, e sapete che cosa non sono successe di cose in quel di Monfalcone, come l'Islam vuole prendersi l'Italia e l'Europa. 14 novembre, ore 20, appuntamento ad Udine. È chiaro che maggiori informazioni le avrete ascoltando questa radio. Ci fermiamo, c'è la pausa, ma dove pensate di andare? Tra pochissimo ritorno e come vi dicevo arriva il divertimento, perché se riusciamo a beccarlo, perché lui fa una vita molto particolare, dovrebbe arrivare Daniele Belotti.
Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ciao a tutti, sono Elisa Benvenuta e grazie mille di aver messo Al di là del mare in questa radio. Questa canzone parla di ricordi e passato che sono fondamentali per la vita e per sognare ancora. Buon ascolto. Ciao! Non bisogna perdersi tra illusioni ed alibi. Serve solo un minimo di verità, un po' di sincerità per tornare ad essere me. Non bisogna esprimersi prima di conoscersi. Non esiste specchio senza immagine, tuono senza fulmine, la tempesta tornerà. Volerò con l'anima un giorno, dentro a me l'ossigeno brucerà. Lasciami qui, voglio scrivere 1000 pagine, lasciami qui, tra ricordi noterò. Quante cose inutili restano per secoli, come scogli in mezzo ad un oceano, gli orizzonti tremano, i pensieri affondano, sabbia tra le nuvole, onde come favole, nella mente le riascolte vedute, occhi tra le pagine, storie che si perdono. Volerò con l'anima nel mondo, fino a che l'ossigeno basterà. Lasciami qui, voglio scrivere 1000 pagine, lasciami qui, tra ricordi noterò. Che ne sarà di quei marinai che sognavano di vivere al di là del mare? Lasciami qui, voglio scorrere 9 pagine, lasciami qui, tra ricordi noterò. Non possiamo perderli, quei ricordi. Tu dici che è finita davvero? Mi sa di sì. Elisa Benvenuto, ragazzi. Questo pezzo Al di là del mare ha quasi 10.000 ascolti su Spotify in un mese. Numeri reali, senza quegli artifizi usati da certi grandi che investono soldi per promuovere. E qui non ci si piega l'omologazione del copia e incolla musicale. Tutta roba buona, genuina. Daniele Piovani Scripsit. E lei l'abbiamo
l'abbiamo vista nella prima puntata di Tu sì che vales. Che voce! Brava Elisa, benvenuto. Bravi voi che siete con noi questo pomeriggio. E attenzione, chi sta per arrivare, lo facciamo presentare da quei pazzi di The Journal Eye. Sul cursore sentiamo un po' questi. Ritentiamo, aspetta, ritentiamo, perché non c'è audio. E a volte capita che l'audio non parte. E allora nell'attesa che arrivi l'audio, sentiamo lui, Daniele Belotti, ciao! Ciao Sammy, a tutti gli ascoltatori. Vuoi giocare a rischio oggi? Rischio! Rischio, dopo la presentazione di questo libro, rischio chiusura trasmissione. Guarda, tu stai facendo rischiare tanta gente, perché ti ho visto anche su Antenna 3, su vari canali, eccetera. Cioè, Infatti, io preavviso, io sono a rischio arresto per vilipendio alle istituzioni, ma anche chi mi dà spazio è a rischio di arresto per complicità in vilipendio. Ma vorrei vedere, hai scritto un libro che non ha mai osato scrivere nessuno, ragazzi. Questo è un libro che racconta i segreti che succedono, le cose che accadono, le situazioni più particolari in quelle antiche stanze che sono il Parlamento. L'onorevole mononeuronico, signori, d'altronde lo ha scritto Di Maio, lo ha scritto tutti, un libro non lo doveva scrivere Daniele Belotti, ma mi sembra il minimo. Lo storico speaker di Pontida, l'urlatore di Pontida. Oh, sto già ricevendo i messaggi, quanto mi manchi, e non parla con me questa. Guarda, però loro scrivono tutti libri seri, impegnati, trattati politici, eccetera. Io ho voluto fare una roba satirica, dissacrante, ironica, molto autoronica. L'onorevole mononeuronico, quindi quello che ha un solo neurone e un quoziente intellettivo piatto, è sottoscritto, quindi nessuno si deve offendere perché è tutto autobiografico. Però io ho voluto raccontare quello che gli aspetti curiosi, gli aneddoti, gli angoli di cui non ha mai parlato nessuno di Montecitorio, del Parlamento. Ad esempio i bagni imperiali. Hai mai sentito uno che ha parlato dei bagni imperiali? Allora io bagni imperiali penso subito alle terme, dico che sì, ogni tanto ci vado anch'io, ma costano tanto. Invece voi avete dei bagni imperiali in Parlamento? Voi avete, io ho smesso nel 2000, io ho fatto una legislatura e quindi parlo da ex. Cioè, capite, lui adesso, però, proprio perché ha smesso... Quindi io adesso mi diverto a prendere in giro tutti. Hai capito? Perché finché ci era anche lui, no, meglio stare zitti, perché magari in bagno qualcuno ti aspettava pure, capito? No. Allora, precisiamo. Io tenevo una rubrichetta di una decina di minuti su una radio concorrente che andava così nazionale. Fa cadere la linea, per favore. Fa cadere la linea. Andava sulla radio concorrente. Metti giù, ok. Vai. No, ma era una battuta. Ha messo giù davvero. Tira su. No, ha messo giù davvero, capisci? E qui capisci che anche come ci si offende facilmente da queste parti. È andato in una radio che magari è andato a Radio Popolare, magari è andato a Radio Onda d'Urto, magari è andato... No, adesso è importante anche capire, perché ci sono connotazioni politiche ormai in ogni radio. Magari è andato a Radio DJ, magari è andato a Radio Capital, magari è andato... capire anche che tipo di radio fosse. Allora ti abbiamo richiamato, ma solo per questa volta. In che radio sei andato? Vogliamo sapere tutto, di destra, di sinistra, centro, fascista, comunista. Sono tutti radio gay, 24, sono lesbiche, pansessuali, transessuali. Quella dei padroni della Confindustria. Allora va bene, lì ci vanno cani e porci ormai. Va bene. E andavo là a fare 10 minuti in una trasmissione di racconti, il meglio del peggio del Parlamento. Quindi c'erano tutti i racconti ironici su quello che era successo in settimana. Ho fatto una raccolta un po' di sistemato, aggiornato, aggiunto, tolto,
ed è uscito un libretto con 66 capitoli e 224 pagine. Cioè, capite che per Natale, signori, ma non vi metterete mica a leggere il libro di Fedez, ma siamo matti, cioè, No, questo è da ridere, è come vede il Parlamento un discendente dei barbari delle tribù gallo-cenomani che sbarca nel palazzo romano, varcando il Rubicone, che per lui sono terre ignote e soprattutto ostili. Cioè, e capite che la prima faccia strana che ha fatto Daniele Belotti ai tempi è stata quando in Parlamento hanno preso la parola quelli appena arrivati, praticamente, quelli appena eletti, perché non erano proprio, non facevano parte di quella schiera di barbari con le corna, eccetera. Non esattamente, almeno. Sì, allora, io qui prendo in giro me stesso, i parlamentari, compresi quelli della Lega, non è che quelli della Lega sono esenti, anzi. Quindi voi dovete immaginare uno che è cresciuto col mito dell'ampolla del Po, con lo spirito celtico, che è entrato in Lega da ragazzino alla fine degli anni '80, quindi stiamo parlando della primissima ora, e che dopo anni di segretario provinciale, in regione, ci ha fatto tutte le gavette possibili, arriva in Parlamento emozionato, anche con la sua giacca tirolese, quindi anche nell'abbigliamento rimarca le radici nordiche, e i primi che parlano della Lega dice: oh, adesso tocca alla Lega, finalmente i nostri rappresentanti. Prende la parola l'onorevole Gianluca Cantalamessa, che è un mio amico. È un grandissimo, certo. Oggi è un mio amico, ovviamente, ma allora io che arrivavo dalle valli orobiche, dall'Alta Val Brentana, io Gianluca Cantalamessa, pur avendo 30 e passa anni di Lega, non lo conosco, non lo so, bene, è bello, ok? Onorevoli colleghi, aia, cioè... Grandissimo Cantalamessa, ti vogliamo bene perché poi ti abbiamo conosciuto e cavolo. Oh signor, va bene, arriva, tocca al secondo della Lega, va bene, tutto esaltato, l'emozione, finalmente i barbari che conquistano Roma e sono al governo. Prende la parola l'onorevole Rossano Sasso da Altamura in provincia di Bari. E vai. Allora, anche probabilmente c'è qualcosa che non quadra, però va bene, l'entusiasmo, il nord, eccetera. Arriva il terzo, arriveranno adesso i discendenti dei Visigoti, degli Unni e dei Longobardi. Prende la parola l'onorevole Mimmo Furgiuele da Lamezia Terme. Va bene, grande. Sono cambiati i tempi. Grande, veramente. Però senti, poi tutto questo comunque ci ha fatto vedere come all'interno della Lega bisogna parlare anche a diverse corde, a diversi popoli in questo caso, parlare anche diverse lingue, diversi dialetti per trasmettere quelle che sono le priorità della Lega. Ci vogliono tante frequenze, come nelle radio, no? Su una frequenza sola è difficile, cioè devi pagare tanto, altro che... Mentre gli altri hanno tante frequenze, quindi... E in effetti questi personaggi negli anni si sono distinti nella Lega per delle battaglie storiche, ad esempio contro i gender, contro le moschee, insomma, ce l'hanno duro anche loro un pochino. Passato il primo impatto un po' traumatico, dopo siamo diventati molto amici. Furgiuele era in commissione con me, commissione cultura, cioè immaginate che io che mi definisco col quoziente intellettivo piatto, ero capogruppo in commissione cultura alla Camera per la Lega, insieme a Mimmo Furgiuele, il quale poi, c'era il secondo trauma che non ho ancora superato, mi portava alla sera alle cene che io definivo multietniche, dove i nostri amici ci portavano piatti tipici come l'anduia, che però è difficile per uno che viene giù dalla Val Brembana, è cresciuto a Polenta e Taleggio, riuscire a ingurgitare l'anduia dove devi avere un estintore. E loro, io non la conoscevo, no, mangia il salame, buona. Però quando tu mangi l'anduia, che è leggermente piccante, poi ti rimangono i segni, devi andare al reparto ustionati dopo.
e Fantastico. ci sono anche racconti di queste cose, però poi ci sono altri aspetti sicuramente poco conosciuti. Ad esempio, ci sono i club calcistici. Se c'è una cosa che in Parlamento supera le divisioni politiche e i contrasti, così dire, ripeto, ideologici, sono due cose. Uno è l'ormone, e quindi qui ci sono anche le tresche carnali, senza nomi, Urca. ma si fa riferimento anche a tresche carnali. Era uscita una notizia una volta che erano stati sorpresi un deputato della Lega e una deputata grillina, impegnati in attività, diciamo, fornicatrici in una seduta notturna in un bagno Cavolo. al quarto piano. Ecco. Cavolo, ragazzi. Quindi, però vabbè. La seconda cosa che supera le divisioni politiche, oltre all'ormone, è il pallone. Per cui magari ci si insulta in aula e dopo alla riunione del club, perché ci sono i club delle squadre di calcio all'interno del Parlamento, si va a fare brindisi insieme. Ecco, io però non avevo una delle prime mail che ti arrivano quando sei insediato, ad esempio, è quella del Roma Club a Montecitorio. Voi volete immaginare che uno che ha 50 anni, che è in curva nord all'Atalanta, possa ricevere, quando riceve questa mail, unisciti a noi da Roma Club Montecitorio, cosa possa aver risposto in modo istituzionale, garbato e Impossibile. pacato? È impossibile. Sto Veramente. cazzo di risposto. Cioè, certo, ma certo. E però dopo devi diventare elastico quando sei a Roma. Ma è vero che poi, sai, come si diceva agli inizi, e quando mandavamo giù i primi parlamentari, andare a Roma ci si romanizza, è pericolosa Roma. E tu sei riuscito a salvarti da questa romanizzazione, perché veramente ancora adesso molti ascoltatori ne sono convinti, e molti, a parte abbiamo ancora molti secessionisti che ci seguono, quindi ci sono poche storie andare a Roma, però che succede quando sei a Roma? Questo è vero, è un aspetto, parlando seriamente, è un aspetto importante che soprattutto la Lega non deve mai dimenticare. Devi restare coi piedi per terra, perché se tu perdi e a Roma è facile montarsi la testa. Parlando seriamente, è facile montarsi la testa perché ti fanno considerare come la piramide della società italica. Quindi sei la casta. Una volta si diceva, c'erano Prima Repubblica, l'onorevole andava in un paese con il codazzo di auto blu, eccetera, portaborse, e lo sentivi anche dire lei non sa chi sono io. Oggi fortunatamente quel lei non sa chi sono io non lo dice quasi nessuno, ma qualcuno purtroppo lo pensa e quindi ha un atteggiamento magari non troppo sfacciato, ma che lo porta ad avere un distacco con la realtà. Quindi è importante restare coi piedi per terra. Quindi certo. Io per riuscire a tenere anche un comportamento pratico ho frequentato i bed and breakfast spesso più malfamati che l'uomo medio non abbia neanche mai visto. Ne ho viste nel mio pellegrinaggio romano nelle periferie più disperse della metropoli, ho visto i bed and breakfast veramente delle cose indecenti. Ovviamente in questo libro si parlano anche viene suddivisa la casta in sottocaste, tra cui ci sono gli onorevoli paguri, che sono quelli che tutti i giorni, come il crostaceo che ha la conchiglia, che si porta dietro la conchiglia, si portano i trolley in Parlamento, per poi la sera, ogni giorno, cercare un alloggio con le tariffe last minute e poi pellegrinare in giro a cercare questi alloggi per risparmiare. Sembra incredibile. Sono cose che nessuno ha mai raccontato, ma che sono vere. Poi, oltre ai paguri, ci sono gli onorevoli crostoni, di cui io mi sono stato uno dei massimi rappresentanti,
che si fissano un budget ignobile per poter dormire, e quindi, visto che a Roma gli hotel costano parecchio e c'è uno sbalzo tra bassa stagione e alta stagione incredibile, praticamente fai come gli uccelli migratori: in bassa stagione, in alta stagione emigri verso le periferie più lontane, poi in bassa stagione le tariffe calano e quindi pian pianino rientri verso il centro. E quelle cose qua le ho scritte ridendo, sperando quelli che l'hanno letto sono piegati in due dalle risate, quindi però sono tutti fatti raccontati in modo ironico, da presa in giro, ma sono fatti veri. Cioè, capite, signori, noi restiamo a bocca aperta, noi persone, tra virgolette, normali, dice, ma questi con tutti i soldi che guadagnano e poi vanno a spiluzzare anche eppure sì, perché poi del domani non v'è certezza, e quindi con tutti i governi che saltano. Bravo, è uno, allora, perché il parlamentare, tutto quello che vuoi, ma è una delle attività, mettiamo così, più precarie che esiste. Domani ci sei oggi, domani non lo sai. E quindi, vedi, bisogna risparmiare. Pensate che questi spendono, invece sono risparmiosi i parlamentari. C'è di buono che Daniele Belotti in questo libro, e avete capito che per Natale questo è da comprare, da regalare al tuo vicino di casa, leghista, celodurista, ma anche a chi non è leghista, perché non si parla solo di Lega. Prende in giro tutti. Senza fare nomi, ed è per questo che non hai ricevuto minacce o attentati, insomma, la macchina c'è ancora, perché non hai fatto quasi mai nomi, tranne che di quelli proprio che conosciamo bene, insomma. Si capisce, ma no, ma non è una roba, è una roba sì, un po' dissacrante, ma è satira, ironia, non ci sono cose volgari, pesanti, insulti, no, è una roba da ridere. Cioè, capite che in confronto a quello che sta succedendo oggi nella politica nazionale e internazionale, i vari insulti, cortigiana, bacia pantofole, robe che girano in queste settimane, ma è un pivellino, non pisellino, pivellino Daniele Belotti in questo libro, che però se lo regalate per Natale fate fare 4 risate all'amico o all'amica. L'onorevole mononeuronico si chiama così questo libro. Si trova solo su Amazon, perché non ho trovato nessun editore disponibile. E chissà come mai. Ma è chiaro che uno dopo va a sfogliarlo e poi scopri, c'è una pagina in cui racconti anche il modo differente in cui gli onorevoli fanno la pipì. Dipende se sono di destra o di sinistra. Cioè, capite che il possibile editore, quando ha letto sta roba, ha chiuso e ha detto: te, va da un'altra parte. No, però guarda che quel paragrafo lì sui bagni imperiali e sulla capacità dei guardiani dei bagni, ovvero gli addetti alle pulizie così, di riuscire, grazie alla loro esperienza e all'udito, di riuscire a capire in base al deflusso idrico di che partito è l'utente. Guarda, ha fatto piegare in due dalle risate, quindi... Insomma, direi che le idee non mancano, e soprattutto è un regalo che non si aspettano proprio, capito? Non regalate i soliti libri. Voi volete regalare quello di Vespa anche quest'anno? Ma per favore, almeno un anno non regalate Bruno Vespa, regalate Daniele Belotti, che adesso sta anche girando. Ancora. Sta girando in tournée, Daniele Belotti. Attenzione che potrebbe arrivare anche, se lo chiamate, arriva anche a casa vostra a presentarvi il libro. Gira nei gazebo della Lega, è vero? Vero, sì. Vero. Chiaro che dovete comprargli il libro. Quanto costa? Costa tanto? 5 centesimi a pagina, 13 euro. Allora, dai, si può fare. Quindi... Si può fare. Daniele, grazie davvero. Ancora. Grazie. Ciao Sammy, grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao. Mamma mia, ragazzi, che emozione. Daniele Belotti, lo storico speaker di Pontida. E io sono sicuro che ci ritorna prima o poi. Adesso c'è lo speaker dell'Inter, mi hanno detto, a fare robe che uno dice, ma non c'è più religione.
Ci manchi un fracco di WhatsApp al 340-6709-659 per dirci proprio così, grande speaker di Pontida, ma vedrete che ritorna, assolutamente sì. Poi certo c'è un fracco di persone che mi stanno scrivendo ancora sbigottite: ma come ha fatto a vincere le elezioni un musulmano, ma quanti muslim ci sono lì? No, invece ci sono tutti ebrei, c'è la comunità di ebrei più grande che non mai a New York, e hanno vinto. Quindi capite, la mia paura è questa, ritornando ai fatti di attualità, che ci sia sotto qualche cosa, cioè che questo tipo applichi davvero la famosa taqiyya, che nelle cose belle che scrivono i musulmani nel Corano è una cosa che esistente, cioè è imbrogliare il nemico, fargli credere che per poi, certo, quando meno te l'aspetti, tiri fuori lo spadone e via. Su questo e su altro potete discernere tranquillamente scrivendomi al 340-6709-659, perché oggi abbiamo la fortuna di essere in onda anche di pomeriggio, nel senso che non ho fatto la mattina, ve l'avevo promesso, non l'avrei fatta la rassegna stampa oggi, si parlava soltanto del nuovo sindaco musulmano di New York, e quindi sono in diretta dalle 13 alle 15. E c'è anche un audio sul cursore, sentiamo che cosa dice questo. Buongiorno, io Buongiorno. vorrei ritornare a Pontida, ma sentire la voce di Daniele Belotti. Gli altri speaker, sia l'anno scorso che quest'anno, non mi soddisfano. Belotti è l'unico che ci coinvolgeva, ci trascinava. Ma perché non ritorna? Mi sembra, pensavo che non stesse bene, eccetera, invece lo sento in forma. Ma come mai non viene più, non è più lui lo speaker? Cosa è successo? Mi spiace proprio, ci manca la sua voce, la sua grinta, il suo trascinamento, il suo coinvolgimento, ci manca. Promesso? Ditelo, che di ritornare. Promesso, Grazie. questo audio lo giro direttamente a Matteo Salvini, va bene? Oh, cavolo, se il popolo di Pontida vuole ancora Daniele Belotti, e Daniele Belotti sia, ci mancherebbe altro. Scrivete pure 340-6709-659, whatsappatemi, oppure chiamate anche in onda, non fate complimenti, siamo in diretta 02 9294 7222. Intanto sto sbirciando altri appuntamenti da non scordare targati Lega, oltre naturalmente, se siete fan di Daniele Belotti, se girate nella Bergamasca un gazebo della Lega lo trovate sicuramente anche questo weekend. Chiedete di Daniele Belotti, perché fate un giro anche sui suoi social, scoprite che ogni settimana gira in un nuovo gazebo, e si vede che ne ha tante di copie di questo libro che vuole vendere. È il caso di farci un pensierino, perché ribadisco e disco riba, per Natale è un regalo che, cioè, siete sicuri quando regalate un libro del genere che racconta quello che succede a Roma tra i parlamentari? Non ce l'ha nessuno questo libro, nessuno ha osato scrivere una roba del genere, capite? C'è anche un motivo per cui l'ha scritto quando non era più in Parlamento. Venerdì 21 novembre, un altro appuntamento che non ho letto prima, con Silvia Sardone, signori, a Spirano, in provincia di Bergamo, venerdì 21 novembre, ore 19:30, un evento Patrioti in Europa, il nostro gruppo europeo, che parlerà delle regioni al centro del cambiamento, ok? E sappiamo bene che si parla di Veneto, si parla di Puglia, si parla di Campania, ma tra qualche anno si parla anche di Lombardia, attenzione, si parla di Milano. Ci sarà Silvia Sardone, ci sarà Giovanni Malanchini, consigliere regionale della Lega in Lombardia, e c'è una cena offerta se vi prenotate. E ragazzi miei, Pala Spirà, via Sant'Antonio, Spirano, provincia di Bergamo, una cena con Silvia Sardone e il gruppo Patrioti in Europa, venerdì 21 novembre, ore 19:30. Chiaro che dovete darvi da fare e prenotare. Ci sono ancora appuntamenti da non scordare? E ce ne sono tanti, ragazzi, ma non ce la faccio a leggerli tutti quanti. Certo che se non leggo questo,
poteri speciali a Milano, la proposta di legge. Ragazzi, ci sono girate le scatole come non mai quando abbiamo saputo che Roma aveva poteri speciali, ma era già successo ai tempi, dai. Il federalismo, la prima istruzione del federalismo l'abbiamo data per Roma, vi ricordate questa cosa? Mamma mia, e le altre istruzioni che fine hanno fatto? Poteri speciali a Milano, la proposta di legge, 8 novembre, ore 10, Mercato Centrale di Milano, via San Martini, arriva il segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo, ma ci sarà Samuele Piscina e tanti esponenti della Lega e non soltanto per chiedere poteri speciali a Milano. 8 novembre, ore 10, Mercato Centrale di Milano. Qui ci fermiamo, ma solo per poco, pochissimo, ragazzi, restate lì, pochi minuti, arriva con noi il prossimo ospite. Oggi, ragazzi, piatto ricco, micifico, con noi l'attore, regista, conduttore Pino Strabioli. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Paura, caos, questa è la mia vita. Il premio Oscar, Daniel Day-Lewis. Quanto tempo è passato da quando te ne sei andato via? La performance più attesa dell'anno. Non posso aiutarti finché non mi dici tutto. Non tutto può essere perdonato. Che cosa vuoi da me, fratello? Anemone, dal 6 novembre al cinema. 01 Distribution presenta Io sono Rosa Ricci. Prima di Mare Fuori, prima del male, prima di tutto. La storia che non era stata svelata. Voglio andare via. L'attesa è finita. Io sono Rosa Ricci, dal 30 ottobre al cinema. Palma d'Oro al Festival di Cannes. L'ho rapito e l'ho portato con me. Il nuovo film di Jafar Panahi. Ma tu sei sicuro che è lui? No, un capolavoro. Quell'uomo mi ha distrutto la vita. Un film potentissimo e necessario. Io non mollo finché non saprò se è veramente lui. Un semplice incidente. Dal 6 novembre al cinema. Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ciao a tutti gli amici di Radio Libertà, sono Barbara Bert e sono qui per presentarvi il mio nuovo singolo come cantautrice. Dammi un sorriso, un brano pop dance che vi trasporterà dalle prime note in un mondo parallelo, donandoci quel sorriso che tutti noi vorremmo vedere ogni giorno sulle labbra delle persone amate. Un abbraccio al mio caro amico Sami Varin e buona musica a tutti. Cammino in questa città tra mille volti e mille storie. Cerco un po' di luce in questa giornata che si sfoglia. Il cielo grigio sopra me, ma il cuore ancora spera. Perché so che un sorriso può cambiare questa sera. Dammi un sorriso, fallo brillare. Dammi un sorriso, non lasciarmi andare. Dammi un sorriso, è la mia verità. Dammi un sorriso e tutto andrà bene, sai.
Tra le nuvole di pensieri trovo un motivo per sperare. Un gesto semplice, un sorriso può farci volare. Non serve molto, solo un attimo di calore per trasformare il dolore in un fiore. Dammi un sorriso, fallo brillare. Dammi un sorriso, non lasciarmi andare. Dammi un sorriso, è la mia verità. Dammi un sorriso e tutto andrà bene. Sai che anche se il mondo sembra cadere giù, un sorriso può cambiare tutto. Tu lo sai, non smettere mai di sorridere, perché il sole tornerà e ci farà brillare. Dammi un sorriso, fallo brillare. Dammi un sorriso, non lasciarmi andare. Dammi un sorriso, è la mia verità. Dammi un sorriso e tutto andrà bene, sai. Dammi un sorriso e il mondo sarà più bello. Dammi un sorriso e il cuore si farà più leggero. Parole sante, un sorriso, dammi un sorriso, ce ne vuole, anche per far sorridere la gente, ma noi ci proviamo tutti i giorni. Lei è Barbara Bert con la ultima canzone, Dammi un sorriso, scritta proprio da lei stessa. A proposito di chi ci regala un sorriso, ma anche molta cultura, lui è uno dei più bravi conduttori Rai nel settore cultura, ma anche un attore, un autore del teatro, ma soprattutto conduttore, conduce sempre con una bellissima simpatia e ironia e non fa mai venire sonno. E di questi tempi è importante, soprattutto quando si parla di cultura. Signori, con noi Pino Strabioli, ciao! Ciao, grazie, ma che presentazione, troppo, sei troppo gentile. No, ragazzi, cercatelo sui social, Pino Strabioli, ma fate prima a cercarlo in televisione. È partita la nuova avventura alle 15:40 dal lunedì al venerdì su Rai 3, Caffè Italia. Di cosa ti occupi in questa nuova trasmissione, Pino? Allora sì, andiamo in onda il lunedì 15:40, Rai 3 con Greta Mauro, e facciamo un viaggio, un affresco del costume, come dicevi tu, della cultura, libri, teatro, musica. Ogni puntata è un tema e indaghiamo sul tema. La prima puntata era dedicata all'erotismo, al sesso, la prossima, che andrà lunedì prossimo, sarà dedicata all'arte e alla bellezza, e così via. Terremo compagnia ai telespettatori facendo questo, insomma, alla nostra maniera. Lavorare con Greta Mauro è molto bello, ci stiamo divertendo molto, il pubblico ci ha accolto con piacere alla prima puntata e così si va. Cioè, capite, il lunedì alle 15:40 la prima puntata dall'erotismo al sesso. È per quello che non si annoia la gente. Ma sai, sì, basta saper parlare. Con la televisione, secondo me, deve essere educata, gentile, però deve provocare anche un pochino di curiosità, e per cui, entrando a casa degli italiani, ormai lo faccio da tanti anni, da più di 30 anni lavoro in Rai, e cerco di scegliere sempre un linguaggio che non sia invadente, che non sia urlato, come dicevi tu all'inizio, con il sorriso, perché poi, insomma, sorridere, la tenerezza, la carezza. Ricordiamo anche che la televisione arriva in luoghi meno fortunati, per cui ci seguono le persone che sono in ospedale, le persone che sono gli anziani che sono negli RSA, ci arrivano messaggi da persone che stanno in carcere, per cui è importante star vicino anche a persone che in un momento della loro vita non possono godersi quello che ci godiamo noi, che siamo fortunatamente al momento sani e liberi.
Bravo, bravo, è l'aspetto sociale importantissimo della televisione, ma ancora di più della radio, che arriva un po' dappertutto nei posti, nei momenti più diversi ed è Sì, più questa è leggera. la potenza della radio. Io ho condotto per Radio 2 per tanti anni, per diversi anni, non tanti, grazie dei fiori, e la radio c'ha di bello, e tu me lo insegni logicamente, che la fai così bene, che accompagna anche camminando, dove non devi essere in un posto fisso, per cui in macchina, in autobus, per strada, la radio è sempre con te. E smuove la fantasia, perché attraverso una voce ascolti una voce e immagini, entri nel racconto e nel flusso che quella voce ti regala in quel momento. Assolutamente sì, e io dico sempre non avviate la radiovisione, perché adesso nelle app tu puoi schiacciare anche TV e vedere proprio in studio lo speaker. No, non accendete, non vogliate distruggere la fantasia, la magia della radio, che è proprio immaginare quel personaggio. Io, Pino, sono alto 1,80, ho i capelli lunghi, magro, occhi azzurri e chiaramente insomma, Certo, così l'immaginazione, no? Jonathan Sì. Swift, che ha scritto I viaggi di Gulliver, diceva: i migliori viaggi si fanno da fermi, e la radio ha questa potenza. Anch'io, guarda, anche se poi in Rai c'è la visual radio, anch'io non sono così innamorato della visual radio. La radio è voce, è emozione, e deve lasciare spazio all'immaginazione di chi ci segue. Hai perfettamente ragione. Vero, vero. Fatto sta che, signori, Pino Strabioli ne ha fatte di esperienze incredibili, e in teatro sei un bravissimo attore, tanti spettacoli teatrali con grandi artisti come Paolo Poli, Franca Rame, Dario Fo, Valentina Cortese. Stai preparando qualcosa, lo so che presenterai a breve, e hai appena fatto anche una cosa pazzesca, ma è vero? Hai fatto Stramorgan a teatro? Sì. Lunedì scorso con Morgan, col quale siamo amici, abbiamo condiviso insieme un'avventura televisiva molto fortunata. Stramorgan l'abbiamo portata in teatro a Roma, all'Off of Theater. È stata una serata che è andata benissimo. Marco racconta e fa vivere la musica, io l'ho accompagnato in questo viaggio così come facevo in televisione. Poi hai citato Poli, Valeri, Po e Cortese, sono i protagonisti del mio nuovo spettacolo, che sarà sempre a Roma. L'ho già fatto a Milano al Gerolamo, teatro milanese che io amo tantissimo. Lo farò a Roma dal 19 al 23 all'Off of Theater di Via Giulia. E sono un fanatico della memoria, per cui voglio ricordare queste persone che ho avuto la fortuna di incontrare nella vita. Con Franca Valeri e Paolo Poli addirittura siamo saliti su un palcoscenico, mi hanno dato l'onore di condividere il palcoscenico con loro. Dario Fo l'ho incontrato per delle interviste, è il centenario di questo meraviglioso uomo, e la signora Valentina Cortese è un pezzo indimenticabile del nostro teatro. Cavolo ragazzi, ve ne dico 4. Va bene, è il caso di seguirlo, Pino Strabioli, sui social, su Instagram ad esempio, su Facebook salta fuori, ma poi nel tuo caso basta aprire un giornale, spesso e volentieri, e si parla nella programmazione di una tua apparizione. Senti, ultima domanda, la TV attuale ti piace? Non ti piace? Come sta cambiando la TV attuale? Lo so che è una domanda che ci vuole tutto il pomeriggio, mettiamola in un minuto. Mettiamola in un minuto. La TV, sì, certo, sta cambiando, stanno cambiando i linguaggi, c'è l'avvento della tecnologia. La Rai sta sperimentando, e questo mi sembra importante, di far avvicinare i giovani alla TV generalista, per cui a Rai 1, Rai 2, Rai 3, perché i giovani usano un altro linguaggio. Purtroppo è sparito il varietà, che non c'è più, si parla poco di teatro e di libri, è quello che io cerco di fare, per cui secondo me la televisione, come la vita, dovrebbe dare spazio a tutti, pluralità, intrattenimento, approfondimento e anche leggerezza. E noi speriamo davvero che ci si possa aprire ulteriormente dal punto di vista televisivo a nuove argomentazioni. Grazie a chi la fa ogni lunedì ore 15:40 su Rai 3
Pino Strabioli. Buon lavoro Pino, alla prossima. Grazie a voi, un abbraccio, buon lavoro. Grazie a Pino Strabioli, un onore certamente, ma bello sentire comunque chi ti appare quotidianamente su tante piattaforme, perché poi un giorno in televisione, un giorno a teatro, un giorno in radio e trasmette con un sorriso. Intanto noi torniamo certamente all'attualità, trasmettiamo con sorriso, mica sempre, vediamo un po' chi ci abbiamo sui siti. Elia Del Grande che scrive da un luogo segreto spiegando perché è scappato, cioè questo ha sterminato la famiglia, è scappato da giorni e adesso scrive da un luogo segreto e ci spiega perché è scappato. Non vedo l'ora di saperlo. Al-Masri, certo, da venditore di polli a uomo forte delle milizie e torturatore di migranti, chi è? E il fatto che sia stato arrestato a Tripoli e sai, tu dici è stato arrestato a Tripoli ma noi l'avevamo liberato e vai giù con le polemiche. Tanto domani mattina cosa avete da fare? Io ritorno in onda domani mattina alle 7:30 con la rassegna stampa, certo. Il sito del Corriere nelle audizioni sulla manovra economica parla di taglio IRPEF, ecco perché premia i più ricchi, 400 euro di benefici a dirigenti, 23 a operai. Adesso lo sai, il paragone come lo si fa? Con il sindaco di New York. No, ragazzi, io non vengo neanche domani a fare la rassegna stampa, no, non ci vengo. Santa polenta. Mamdani, certo, il nuovo sindaco di New York non sarà un estremista, e chi lo sa, e tu lo sai, e Trump perde perché i miracoli economici promessi non arrivano, capito mi hai? Il sito del Corriere direi che è tombale con questa affermazione e non sarà un estremista e sfido io, se pratica la tachia, quello imbroglia, dice che i gay ma vanno benissimo, certo, ma sì, aborto, tutto quanto, cioè è troppo, è un estremista generalizzato, un po' di qui e un po' di là, da tutti gli estremi fa estremismo. C'è qualcosa che non va e chiedo naturalmente a voi ascoltatori quale sensazione avete, anche perché da oggi, l'avete capito, cambia completamente il mondo e da una parte anche il modo di fare informazione. 340 6709 659, naturalmente il nostro numero di WhatsApp, o se ci seguite in diretta potete chiamare anche 029294 7222. Ultima ora, sempre cose allegre, spensierate quando c'è in onda Sammy Varin, si mettono d'accordo. A Cuneo, shock nel centro disabili, botte e sedativi per tenerli tranquilli. I carabinieri dicono video aberranti. Ok. C'è Banca Italia che si fa sentire sulla legge di bilancio. Capite appunto, dico, ma possibile che il governo non ne faccia una giusta? Cosa dice dopo la Corte dei Conti, che ha già parlato stamattina? La manovra fa poco per le diseguaglianze e l'Istat dice taglio IRPEF favorisce i più ricchi, e qui capisci, adesso c'è la Schlein, la leader del PD, che vuole copiare assolutamente Mandami. Mandami, Schlein spinge per la tassa Mamdani, tassiamo i più ricchi, già, sì a una imposta sui milionari a livello europeo. Te capì? Ed è passato solo un giorno che è stato eletto il sindaco di New York. Come ti dicevo, Olimpiadi Milano-Cortina e il GIP, il giudice per le indagini preliminari, che dice il decreto del governo sulla fondazione è incostituzionale. Come ti dicevo, secondo giudici e magistrati, il governo non ne sta facendo una, ma che dico, neanche mezza decente. Stiamo facendo delle figure di palta, capite? Sempre che tutto questo sia vero.
e che non ci sia qualcuno invece che, non dico si voglia vendicare, dai, non penserei mai a una roba del genere, per quello che il governo sta facendo, per questo, per quello che la maggioranza sta portando avanti sul fronte politico. Stiamo facendo cose che forse dispiacciono un pochettino a giudici e magistrati. Intanto su Repubblica, naturalmente, Mandani, l'irresistibile ascesa dallo 0, alla vittoria che ha riacceso la città. E mi stanno arrivando WhatsApp al 340-6709-659. Mi preoccupate quando mi scrivete queste cose, perché a questo punto l'Ashline deve soltanto che candidarsi. A questo punto non voglio l'Ashline. A questo punto l'Ashline sarebbe l'ideale, scusami, Che cosa ne pensate? Certo, scrivete pure 340-6709-659. C'è tra le brutte notizie di quest'oggi purtroppo uno scontro tra auto e un bus di studenti. È morto il guidatore dell'auto, forse un colpo di sonno ha invaso la corsia opposta con la sua macchina, feriti 20 ragazzi. Potete immaginarvi, ragazzi delle superiori in pullman che stavano andando a scuola, si sono ritrovati un'auto sulla corsia del pullman. Lo scontro è stato inevitabile e ci sono stati feriti, certamente tanta paura. Per fortuna nessuno è grave e purtroppo è morto il guidatore dell'auto che stava tornando dal turno di notte, quindi c'è la possibilità che magari abbia avuto un colpo di sonno. Tanta tristezza, sono cose che capitano vivendo, certamente, ma intanto arrivano chiamate allo 0292947222 e sentiamo chi ha voglia di parlare. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Uè Marco. L'ho detto anche alla regista, ha una voce meravigliosa, bellissima. Ecco. Va bene, al di là di questo, detto da un tuo ex collega. Per quello dico, se ne intende, è un collega, ma anche lei è una collega, quindi vabbè, prego Marco. Allora, parliamo un attimo di Mandani. Ma nessuno dice che la Virginia, come il New Jersey e New York, sono a maggioranza di persone che lavorano sotto lo Stato americano, e quindi dopo che Trump ha tagliato per ragioni di bilancio, un sacco di quella gente è stata mandata a casa, perché quegli uffici erano stati rimpolpati da Biden e da Obama. Quindi erano già stati, ed era la città di New York, già in mano ai democratici. Quindi non hanno vinto niente, cioè hanno conservato quello che avevano già. Poi è vero che lui ha vinto, però ho letto un articolo su Atlantico Quotidiano oggi che ha preso circa 1 milione in meno di voti rispetto a Kamala Harris alle elezioni nazionali americane dell'anno scorso, del 2024, sì. Quindi, morale della favola, non è cambiato niente, anzi ci hanno pure perso. Ultima cosa, lo hanno votato, perché ovviamente ha vinto perché è stato votato, però gli Stati Uniti non sono tutti New York. New York è sempre stata una città a parte, come praticamente potrebbe essere Londra rispetto alla Gran Bretagna. Londra si vota in un modo, la vera Gran Bretagna si vota in un altro modo. Gli americani sostanzialmente non sono quelli che non sono quelli di New York. E ultima cosa, voglio vedere i miliardari se saranno ben contenti di pagare una tassa per New York. Secondo me in tanti cambieranno città. Ciao Sammy, Grazie. E speriamo che sia come dici. A me fa paura, nel senso che New York appunto non c'entra niente con l'America, ma è molto vicina all'Europa. Capisci? Cioè è un esempio che troppi di noi vedono come esempio. I miei ragazzi, ho 2 figli di 14 anni, e il primo viaggio che vogliono fare sarà a New York, capisci? Quindi è un esempio per chi vede l'America come un qualcosa di bellissimo, New York. E ti immagini se dal punto di vista politico non viene presa al volo questa cosa, capisci? New York ha un sindaco musulmano, allora anche noi ci dobbiamo aprire, eccetera. E ora che anche noi abbiamo un sindaco musulmano, mi sto guardando in giro, qui non ci sono musulmani in redazione, negativo. Che ne pensate voi? Certo, il modo
è il modo migliore per sfogarvi. Chiamare 0292947222 o inviare un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659, dato che questa radio si chiama ancora e per il momento Radio Libertà. C'è Silvia Sardone? Sentiamo cosa dice Silvia Sardone proprio sull'elezione dell'islamista Mamdani. Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Mamdani è il nuovo sindaco di New York, islamico, comunista, odiatore degli ebrei, ambientalista sfrenato, pro-gender, paladino delle case per tutti, l'identikit del candidato perfetto dell'estrema sinistra. E infatti Ellie Schlein esulta per la sua elezione, definendola una splendida vittoria e usandola come modello da seguire per l'opposizione in Italia. Se questi sono riferimenti politici e ideologici del famoso campo largo, insomma c'è poco da stare tranquilli. Nella città vittima degli attentati terroristici più gravi della storia vince un musulmano e la sinistra evidentemente festeggia. Un'altra dimostrazione della loro resa culturale. Tutti contenti per l'affermazione della dottrina islamo-marxista. Prendono a schiaffi l'Occidente, dunque loro stessi, e nemmeno se ne accorgono. Mamdani vuole smantellare la polizia. Non solo, vuole alzare le tasse per garantire asili gratis e supermercati comunitari agli immigrati. In tempi non sospetti aveva pure difeso un imam affiliato ad Al-Qaeda. L'Europa guida socialista cosa dice? Come patrioti e Lega ci opponiamo a questa deriva islamista che rischia di attecchire anche nel nostro continente. Nessuno spazio nelle istituzioni deve essere concesso a chi odia le nostre radici e la nostra cultura. Mamdani torneremo sull'argomento domattina in rassegna stampa, anche perché ci sono quotidiani, per fortuna, come il quotidiano Il Tempo, che parlano quotidianamente del partito islamico che ormai sta arrivando, praticamente c'è, non è ancora fisicamente esistente, ma c'è, e soprattutto certamente questo Mamdani che cosa vuole, quale esempio vuole portare avanti, via la polizia. Ma l'abbiamo sentita anche quest'estate, c'era proprio la sinistra che faceva un corso per abolire la polizia al quartiere San Rocco di Monza, che non è frequentantissimo al massimo da stinchi di santo sicuramente. Ci saranno, diciamo che un tempo c'erano solo meridionali, adesso ci sono soltanto immigrati, ma va bene, ma ci mancherebbe altro, anche a Gallarate c'è la stessa cosa. Però da fare un convegno per dire aboliamo la polizia, anche no. Tutto questo poi finisce nel calderone, certo, della politica, e saltano fuori dichiarazioni che fanno paura, che fanno terrorismo mediatico, si chiama così. E certo, poi se sei fortunato ti ritrovi queste cose all'interno della trasmissione della Berlinguer. Attacco frontale al Papa che osa parlare di antisemitismo, accuse agli ebrei sionisti di controllare il mondo e le banche, negazione di un problema di antisemitismo. Pazzesco. È sempre Silvia Sardone che mette questi video sulla sua pagina Facebook. Sentiamo che cosa dice sul cursore. L'antisemitismo, la Chiesa combatterà l'antisemitismo. Di quale antisemitismo stai parlando? Di quale? Che l'antisemitismo lo fanno loro nei confronti degli ebrei veri, degli ebrei che hanno una religione, che non sono dei sionisti. Dove va la Chiesa? Dove va la Chiesa a lottare contro l'antisemitismo? Il sionismo controlla tutto il mondo, controlla l'America, controlla le banche svizzere, sono controllate da sionisti ebrei, cioè no, i soldi sono lì. Che l'antisemitismo adesso sta tornando di moda come se fosse l'antisemitismo di quando c'era Hitler. Allora, io non ci sto a questa cosa, a me non me lo devi dire antisemita. Iacchetti, l'avete riconosciuto? Ma voi dite che li farà ancora fare Striscia la Notizia dopo tutte queste dichiarazioni? Secondo me le fa proprio perché non gli fanno più fare Striscia la Notizia, anche perché non c'è proprio Striscia la Notizia. Che ne dite? E visto che ci siamo, ancora un minuto, certo, di Silvia Sardone su quello che sta facendo il governo, gli famosi, che hanno fatto arrabbiare tantissimo la sinistra, sfratti rapidi,
per chi non paga l'affitto, il governo ha un piano per liberare le case e la Salis naturalmente si schiera immediatamente dalla parte di chi occupa. Silvia Sardone. Il governo vuole approvare una legge per velocizzare gli sgomberi di chi non paga l'affitto da mesi e la sinistra che fa? Si oppone ovviamente, perché la proprietà privata per loro è un fastidio. Liberi tutti di occupare casa altrui. Ilaria Salis, la santa patrona dell'abusivismo, ha gridato al fascismo perché a detta sua il governo non deve avere voce in capitolo sugli sfratti. Siamo di fronte a una deriva pericolosa, ha detto colei che è stata condannata per invasione di edifici e resistenza a pubblico ufficiale. Far rispettare le regole tutelando i proprietari di casa è lesa maestà secondo l'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra. Che schifo! Come patrioti e come Lega saremo sempre in prima linea per garantire sicurezza e legalità. Ben venga qualsiasi norma possa rendere la vita più difficile agli occupanti abusivi. Basta furbetti. Non accettiamo lezioncine da chi diceva testuali parole: chi entra in un alloggio occupato prende senza togliere a nessuno. Ed è un'azione legittima, anche se in base alle leggi attuali è illegale. In ogni caso bisogna riconoscere una certa coerenza alla sinistra, è sempre, ma proprio sempre, dalla parte sbagliata. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche, cari amici di Radio Libertà, allora siamo pronti, l'olio nuovo sta scendendo dal frantoio, un momento importante, e anche le confezioni di Natale sono praticamente pronte. Le potete trovare, tenete d'occhio il sito olioacerbis.com, oppure per informazioni chiamate 030 68 40 408. Insomma, a Natale, se volete fare un regalo bello, dopo se uno vuole regalare il ciondolino, la berrettina, alienarsi perché cosa gli regaliamo? No, perché la scarpina che canta e la calzina che fa le feste l'abbiamo già regalata l'anno scorso. Insomma, seduti, chiamate 030 68 40 408, regalate olio Acerbis e specialità gastronomiche Acerbis, che non si trova nei negozi. Chi riceverà o la confezione da 50 euro, da 59, da 75 o da 79, o la latta bellissima da 5 litri, e assaggerà questi prodotti, specialmente chiaramente l'olio, vi chiamerà e vi dirà: guarda, mi hai fatto un regalo bello. Fosse anche la confezione Stella che costa 50 euro, regalate genuinità, italianità, e sempre presente come prima cosa la poesia in pergamena per dare un senso importante a questa festività. 030 68 40 408, chiamate e informatevi sulle nostre confezioni natalizie Acerbis 2025, qualcosa di unico, di bello, di italiano e di genuino. Oppure olioacerbis.com. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Riconoscerai nei miei occhi quella parte di me che sempre amerai. Quando tu ritroverai nelle parole mie i tuoi stessi pensieri, i valori a cui tieni, è una strana emozione, ti prende e ti smuove. Tu vieni vicino a me e se son triste chissà perché, tu fammi un bel sorriso e stringimi forte e prendimi il viso e baciami, 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 baciami amore.
Quando riconoscerai dai miei occhi quella malinconia, sbiadita armonia. Quando tu ritroverai nelle parole mie sangue, lacrime e sale, pungenti e amare, e una forte emozione ti prende e commuove. Tu vieni vicino a me, e se son triste chissà perché, tu fammi un bel sorriso e stringimi forte e prendimi il viso e baciami, 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 baciami Musica classica, sinfonica, lirica, a volte è difficile, non per tutti, ma a volte la si può rendere anche facile, semplice, ascoltabile, spiegabile, capibile, comprensibile a tutti. Ed è quello un po' che cerchiamo di fare noi anche su questa radio, mandare in onda grande musica, ma renderla fruibile da parte di ogni tipologia di ascolto, così come facciamo con la politica. Certo, cerchiamo di spiegare la politica, di spiegare quello che succede nel nostro paese, visto da vari punti di vista, e contando che la verità molto spesso sta nel mezzo. Ma musicalmente cantando, signori, abbiamo con noi una persona magica, davvero. Lei è soprano, autrice, compositrice, insegnante di materie letterarie, canto, pianoforte, ma soprattutto è una persona particolare, come tutti noi siamo particolari, ma lei lo fa vedere, lo mostra in scena e non soltanto. Con noi c'è Paola Massoni. Ciao. Ciao Sammy, sono davvero contenta di risentirti e di ritrovare il pubblico di Radio Libertà. È un piacere mio, anche perché tra una cosa all'altra, il fatto poi di fare radio è difficile anche beccarmi, nel senso che mi chiami, mi scrivi, però io sono in onda, non posso parlare, poi magari finisco io e sei impegnata tu nelle prove, e quindi alla fine abbiamo detto: senti Paola, sai che facciamo? Ci sentiamo direttamente in diretta, perché ma il bello è questo, la nostra è una grande famiglia ed è bello raccontarci come va, come non va, e soprattutto capire che cosa si muove nell'aria, quali novità ci sono. E con Paola Massoni, ragazzi, non sta ferma un attimo questa, si inventa di quelle cose per avvicinare la grande musica alla gente, per fare cultura, per fare spettacolo e per raccontare cose che magari altri non hanno voglia, non hanno tempo di raccontare. Da dove partiamo, Paola? Non c'è che l'imbarazzo della scelta.
Beh, allora io partirei dal festival che sto tenendo come direttore artistico, ma anche come interprete diciamo in vari ruoli. Qui a Lucca, Concertiamo Lucca, è iniziato l'11 di ottobre con un incontro, un concerto con poesia dedicato a Pierpaolo Pasolini, naturalmente anche per celebrare, ricordarlo nel 50° della sua scomparsa. E poi ci sarà a breve, avremo un altro concerto su Enric Satie, poi degli spettacoli molto particolari tra teatro e musica dedicati a dei personaggi che hanno lasciato il segno nella storia culturale del Novecento, come Sibilla Leramo, Hannah Arendt, che diciamo le vedremo in un particolare spettacolo, in due soliloqui intrecciati, ambientati a Roma e a New York, in cui la musica farà da colonna sonora. È stato un bel viaggio scrivere questo testo, perché in questo spettacolo sarò attrice ma anche autrice del testo teatrale. E poi ci sarà uno spettacolo su Jane Austen, un altro personaggio di cui quest'anno si celebra il 250° dalla nascita, e sarà un appuntamento in cui ricorderemo anche proprio il clima che si viveva nella Inghilterra dell'epoca, tra musica e danza, perché insomma Jane Austen ci racconta tante storie nei suoi romanzi della condizione femminile dell'epoca, e spesso ci racconta anche di balli, di ricevimenti, insomma un'ambientazione apparentemente, come dire, non così impegnata, però attraverso la quale si capiscono tante cose su quale fosse la condizione delle donne all'epoca. E poi ci sarà una serata anche sui Queen. Mi cimenterò in questo repertorio che adoro, ma con degli arrangiamenti in chiave classica, insieme a un ensemble da camera e a un coro, quindi sarà veramente una bella occasione. Urca ragazzi, 15 novembre ore 18 i Queen, e abbiamo anche 4 minuti da sentire. Fammi sentire, sentiamo Bar Rock Opera, il progetto di Paola Massoni, soprano. È vulcanica questa ragazza, sentite un po' qua cosa sanno fare, sentiamo. Opera è un'esperienza musicale che gioca sulle corrispondenze tra epoche lontane, unite però da memorie sottili, affinità di gusto e ricerca espressiva. Sull'onda del ritmo ripetuto e ostinato, tipico della musica barocca, si dipanano e si intrecciano non solo le melodie di Bach, Vivaldi e Dolan, ma anche quelle di molti gruppi rock, dai Beatles ai Queen, che da quel passato hanno attinto per creare sonorità graffianti e coinvolgenti. Ecco, in questa particolare rivisitazione, basata su arrangiamenti originali, è come se il repertorio rock tornasse alla sua matrice originaria, restituito allo stile dell'epoca che ne ha ispirato il concepimento.
Quest'opera è davvero un inconsueto e affascinante viaggio a ritroso sul pentagramma del tempo. Dai Queen a Sting, signori, vedete che conviene seguire la Paola Massoni perché sa avvicinare tanto pubblico diversissimo. È vero, Paola? No, è vero, è un po' la mia cifra voler attraversare i generi e proporre anche un repertorio, diciamo, inusuale, però sempre una chiave così, abbastanza particolare, insomma, mi dà lo stimolo a cercare, di fare progetti sempre originali, ecco, a non ripetermi. A noi ci piaci per questo, perché non annoi e poi molte volte ci fai anche, ci metti sul tavolo delle argomentazioni molto importanti, molto attuali, rispetto per la natura e determinate cose strane che sono accadute negli ultimi anni. Insomma, la Paola Massoni la trovate facilmente su YouTube, su Instagram, così vi fate un'idea di cosa sta portando avanti in questi anni. Tra le cose che sta portando avanti ha scritto un ultimo romanzo. Un altro romanzo. E io sì. voglio sapere, Allora, ancora inedito, ho partecipato a 2 concorsi così per mettere un po' alla prova e devo dire in tutti e 2 ho ricevuto un importante riconoscimento, quindi questo mi incoraggia, mi dà forza per sperare anche di incontrare, diciamo, una casa editrice, ecco, che apprezzi il lavoro. È un libro particolare, il titolo è L'anima della rosa, è una sorta di saga familiare, ma anche noir, un memoir, perché c'è anche di mezzo il soprannaturale. Racconta una famiglia toscana in cui si tramanda un dono, ecco. Però attraverso questo cercare nella memoria storica i protagonisti, che sono dei ragazzi giovani, dei cugini che si ritrovano dopo 15 anni, diciamo, di lontananza, si ritrovano in questo podere, hanno modo di raccontarsi, di riaffrontare anche alcuni momenti delicati della propria vita, affrancarsi, fare i conti, insomma, anche con una fanciullezza che ha avuto le sue ombre e quindi prendere consapevolezza un po' di sé e affrontare il presente e il futuro da un altro punto di vista. Insomma, è un libro particolare che può raccontare molto sia al pubblico maschile ma anche al pubblico femminile, diciamo un po' a tutti. Dico femminile perché ci sono tante tematiche che possono interessare particolarmente anche alle donne. In quanto donna io affronto alcuni temi come la violenza, ma anche la perdita, per esempio, di un bambino. Ecco, la protagonista affronta questo tema e quindi probabilmente potrebbe essere un romanzo che ha, diciamo, delle caratteristiche, potrebbe incontrare in modo particolare il pubblico femminile, ma non solo, perché poi si torna anche indietro nel tempo e si attraversa anche un periodo non facile che ha vissuto il nostro paese, cioè il periodo della seconda guerra mondiale, in particolare della resistenza del periodo tra il 43 e il 45. Quindi è un libro che dà molti spunti e che anche quello non credo che annoi, perché ho cercato di lasciare sempre qualcosa da scoprire fino all'ultimo, ecco.
E mi piaceva che avesse anche un titolo misterioso, perché è bene che poi il lettore si addentri in questo mistero, che poi è quello che ho vissuto anch'io durante la scrittura, insomma. E ci fa provare le sensazioni che anche lei, Paola Massoni, prova. Signori, e questa è un'anteprima, certo, il libro ancora non c'è, ma sono sicuro che prossimamente farà capolino, quindi seguite Sì, Paola Massoni. Assolutamente sì, e soprattutto se siete in zona Lucca, se avete parenti o amici a Lucca, Concertiamo, il festival di confine tra musica e letteratura, prosegue anche il prossimo 8 novembre, 15 novembre, 23 novembre, 27 novembre in quel di Lucca. Esatto. Cos'altro, Paola? Ti aspettiamo quando hai finito con tutti questi concerti, con tutte queste direzioni artistiche, e se passi da Milano, dai. Sì, ho fatto una promessa, devo portare il libro Sinfonia di un bosco in rivolta, attraverso il quale ci siamo conosciuti. Bellissimo, bellissimo. Manterrò la mia promessa. Ti racconto solo questo prima di lasciarvi, che a giugno c'è stato un bello spettacolo con il concerto tratto proprio da questo romanzo, Sinfonia di un bosco in rivolta. Abbiamo incontrato 450 ragazzi delle scuole superiori in un bellissimo auditorium della città di Lucca, che avevano ricevuto gratuitamente il libro, ed è stata una bellissima occasione, una bellissima festa. Quindi incontrare i giovani, poter parlare anche di temi sull'ambiente, ma non solo, sui diritti civili, attraverso una fiaba contemporanea, attraverso la musica, la danza e la parola, che mi ha permesso di unire le mie grandi passioni, la parola, la musica e anche il rapporto con i ragazzi. Capito? Parola, musica, rapporto con le persone, soprattutto con i giovani, un rapporto che dobbiamo assolutamente rinsaldare perché li stiamo perdendo. Paola, grazie, Sì. restiamo in contatto e tu lo sai che siamo a disposizione. Grazie a voi, grazie a te Sammy, perché apprezzo tantissimo lo spazio che mi avete dedicato e che so che mi dedicherete. Appena avrò una novità ti chiamerò. E vai. Grazie Paola Massoni, buono spettacolo. Un abbraccio. Ciao. Cercate Paola Massoni anche su YouTube per farvi un'idea. Poi chiaro, se amate la musica lirica, lei avvicina vari generi, è un esperimento interessante. Sono le 14:52, sì, sto per andarmene. Oggi abbiamo fatto il pomeriggio, certo, non la mattina. Adesso mi state accusando traditore. Beh, oggi si parlava soltanto del sindaco musulmano e di Al-Masri, cioè che cavolo, scherzo, avevo semplicemente da fare i miei soliti esamini. Bene, anzi male, il sito del Corriere lo sta mettendo in apertura adesso. Cuneo, maltrattamenti in un centro disabili. I carabinieri dicono nei video ci sono immagini aberranti, maltrattamenti, violenza privata, sequestro di persona, i reati nell'inchiesta sulla cooperativa sociale Permano di Cuneo, che ha portato all'arresto della direttrice Emanuela Bernardis e della coordinatrice Marilena Cescon, 21 gli indagati. Con questa pazzesca notizia che ci riporta purtroppo a una realtà cruda, ci lasciamo, ma io vi lascio con Paolo Borchia, è il capodelegazione della Lega in Parlamento, Parlamento europeo, ci parla dell'Europa, che è il continente che inquina di meno, ma continua ad avere le leggi più stringenti, figlie dell'ideologia green tanto in voga a Bruxelles. Il risultato è che si stanno mettendo in grossa difficoltà le nostre imprese, i nostri consumatori, senza ottenere alcun beneficio reale. E allora, forse riusciamo a farla cambiare questa Europa? Siamo sulla strada giusta. Vi lascio con Paolo Borchia e io torno, è una minaccia, domani alle 7:30. Un passo indietro riguardo agli aspetti più ideologici della transizione ambientale.
Buongiorno, ben ritrovato Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, grazie di essere con noi. Secca la prima domanda, anche ovvia, che cosa pensa dell'accordo? Ma guardi, io ho un giudizio negativo. Ho un giudizio negativo nel senso che è come se noi avessimo visto un blocco di granito e avessimo deciso scientemente di andare a schiantarci su questo blocco. Io mi rendo conto che a livello di Consiglio siano state fatte delle trattative difficili che, sì, per carità, hanno portato ad una maggiore flessibilità sotto diversi tipi di aspetti, ma quello che è inaccettabile è pensare che il taglio delle emissioni del 90% al 2040 possa essere la soluzione, anche perché semplicemente non c'è nessuno che ce lo sta dicendo, ma l'Europa dal punto di vista dell'emissione dei gas climalteranti è in coda a livello globale. Siamo quelli che inquinano di meno e siamo quelli con l'impianto normativo più severo. Poi torniamo indietro, riavvolgiamo il nastro quest'estate quando tutti quanti si sono indignati per i dazi di Trump, ma caspita, qui non c'è nessuno che sta capendo che il dazio principale ce lo stiamo autoimponendo, stiamo mettendo in grossa difficoltà le nostre imprese, le nostre industrie, i nostri consumatori. Guardi, noi ogni settimana praticamente riceviamo a Bruxelles delle delegazioni di imprenditori, riceviamo delle associazioni di categoria che ci chiedono un'inversione di tendenza, però quello che è arrivato dal Consiglio, dal mio punto di vista, è troppo poco. Rischiamo di farci male, rischiamo di mettere in difficoltà ulteriore la nostra industria. Non siamo competitivi, ma non siamo competitivi per una serie di fattori dei quali alcuni esulano dal nostro controllo, dalle nostre capacità, però se siamo i primi noi ad imporci un impianto normativo che non è uguale in tutto il mondo, stiamo andando nella direzione sbagliata. La questione appunto però, e l'ha messa bene in evidenza lei Borchia, è quella, no? Il clima da un lato, dall'altro la produzione dell'industria, che poi significa anche come ci riscaldiamo e come produciamo e mettiamo a disposizione tutto quello che ci serve, no? Perché questo è il cuore del problema. Guardi, ma io ricorro un po' alla metafora del cane che si morde la coda. Facciamo una premessa, giusto per essere pratici. Non è che con l'adozione della direttiva Case Green o con l'obbligo dell'auto elettrica in Europa andiamo a risolvere le problematiche climatiche del Corno d'Africa o del Pakistan. Anzi, un'Europa desertificata dal punto di vista industriale, un'Europa con meno PIL, e se pensiamo che l'Unione Europea a livello globale è il principale donatore, allora mi viene da chiedere, ma come facciamo ad aiutare questi paesi se non siamo in grado di produrre ricchezza noi stessi? Poi il grosso tema, io capisco tutti i ragionamenti legati all'aumento delle temperature, però ricordiamoci che la storia del globo è caratterizzata da fasi di surriscaldamento e da fasi di raffrescamento. C'è anche un altro tema da dire, la maggior parte delle emissioni sono di carattere non antropico, quindi non legate all'attività dell'uomo. Adesso noi possiamo anche decidere, senza il mio avvallo chiaramente e senza l'avvallo della Lega, possiamo anche decidere di impiccarci, però noi se avvaliamo la direzione che sta venendo avanti in queste fasi, avremo un'Europa che non lavora più, dove le industrie scappano al di fuori dei confini dell'Unione, ma soprattutto non andiamo a risolvere i problemi ambientali. Infine, un flash finale. Io alla COP ormai è da qualche anno che ho smesso di andarci perché oggettivamente mi sembra perché la COP si è ridotta ormai ad una grossa fiera dove ci sono i paesi che magari dal punto di vista del PIL sono più deboli, che vanno a cercare aiuti dai paesi che si ritengono più ricchi, però torno al discorso di prima, è legittimo quello che stanno facendo, però se andiamo in questa direzione l'Europa è destinata a diventare periferia del mondo, non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista industriale. Avete ascoltato